la racconto così brevemente. Mi sono ritrovato solo con la sposa a tagliare la torta. Che significa? Perché questo Cioè, silenzio? spiega meglio. Benvenuti in Up Your Podcast, il nuovo podcast di Up Your Shot, uno spazio dedicato al sano cazzeggio insieme a tantissimi fotografi, perché un po' di tecnicismi, diciamo, siamo abbastanza pieni di contenuti, quindi abbiamo voluto creare qualcosa di diverso che appunto ci racconta i fotografi nel backstage della loro vita. Questo format si chiama Oltre all'obiettivo, appunto perché vogliamo capire cosa c'è dietro un obiettivo fotografico e dietro l'obiettivo di un fotografo. Abbiamo ospite un altro siciliano, il grandissimo Salvatore Cimino, che ancora non faccio parlare perché intanto però ti ringrazio perché sei venuto fino a New York. Grazie a te per avermi invitato. Siamo nella nostra sede all'Empire State Building. Piaciuta la sede? Dico, una vista molto mozzafiato. bella. Però prima di iniziare seriamente mi sembra doveroso lanciare la sigla. Come la lanciamo? Posso? Rieccoci qua, io sono Andrea Sardo, per chi non mi conosce cercatemi, cioè, nel senso, documentatevi online, ma siamo qui per presentare il grande Salvatore Cimino direttamente da Cefalù, che ringraziamo intanto per essere venuto. Ringrazio nuovamente te per avermi invitato. Cosa ci fa Salvatore Cimino da Cefalù in questo podcast? Cosa ci ha colpito? Perché ospiteremo tanti fotografi, ma quello che ci ha colpito di Salvatore è il fatto che non ha avuto mentori, non ha avuto una scuola, non ha fatto degli studi specifici, ha studiato poco. Sì. Mi sa che dicevi che anche a scuola... sì, ma meno male però. E quindi cosa lo rende speciale Salvatore è il fatto che nel mondo fotografico basta anche avere la stoffa, essere affamati di informazioni, guardare, curiosare per poter creare il proprio stile fotografico totalmente in autonomia. Oggi sei qui, ti faremo un sacco di domande, ok? Parleremo di cose serie, parleremo di cose un po' meno serie per non renderlo pesante, però direi che forse è meglio iniziare seriamente. Proviamo. Facciamo serie. Sì. Quindi ho preparato delle domande, qualcuna perché la seconda leggo. parte mi preoccupa un pochettino. Però. No, vediamo. Dobbiamo anche dire che non ha mai studiato e oggi è un fotografo molto popolare, quindi non è che dice non ha studiato, ok, oggi è un po' un cazzo e non lavora, capito? Quindi ci tengo a precisare che pur non studiando ha creato il suo business non indifferente. Quindi la prima domanda che facciamo è: chi sei davvero? Quindi, quando hai preso in mano la fotocamera per la prima volta? Raccontaci. Non è neanche tanto lontano, perché ricordo ancora che ero militare, quindi intorno al 2008. Siccome facendo il militare viaggiavo tanto, avevo questa curiosità e questa voglia di anche raccontare i miei momenti in giro per l'Italia e non solo. Però il 2008 è 17 anni fa, lo so, avevo ancora... per te tanto cos'è? Cioè, perché avevo i capelli, avevo ancora i capelli, quindi un po' di differenza c'è. Ok. No, dico tanto... No, non sei un giovanotto della fotografia, diciamo. No, ti ringrazio, però vabbè. Cioè, no, nel senso... ovviamente dico, è ho acquistato questa macchina fotografica per avere dei ricordi, perché a me è sempre piaciuto immagazzinare la mia vita sia sulla stampa che ad oggi come si fa sui computer. Però diciamo che la curiosità era davvero tanta, ma perché visitavo comunque dei posti particolari, quindi mi piaceva. E ti ricordi il modello della macchina? Una T40 della Canon, Canon 40D. Fedelissimo a Canon comunque. Sempre stato, perché mi sono trovato bene. Io se mi trovo bene con un qualcosa la porto avanti. Si ritorna sempre dove si sta. Esattamente, bene, sì. Quindi dicevamo, intorno al 2008 ho iniziato a fare qualche scatto per me personalmente, e poi piano piano la vita lavorativa è cambiata e mi sono ritrovato a scattare in giro per paesi, raccontando ciò che facevano le persone in giro, quindi reportage tra virgolette.
totale, libero, senza paletti, senza... Esattamente, ed è quello che mi piace ancora ora fare. Quindi hai avuto un modo di sperimentare senza limiti, senza paletti imposti da un conto terzi insieme a un fotografo. No, perché se dovessi sentire la tua idea io magari andrei a lavorare un po' come lavori tu, mentre a me piace essere libero anche sotto questo punto di vista. Guarda, io spesso, avendo tanti collaboratori, spesso ci ritroviamo persone nuove e quando ci troviamo, ci incontriamo il primo giorno sul set o comunque su un evento, quello che è, sempre mi dicono tutti: cosa vuoi che faccia? Mi mandi dei video, degli esempi. Io sono uno come te che almeno per la prima volta che ci conosciamo mi piace conoscerti, quindi non darti dei paletti che ti impediscono di esprimerti. Stessa cosa che faccio io, lo dico sempre ai colleghi che collaborano con me, sentitevi liberi. Io dico sempre così perché penso che se do libertà la tua mente lavora meglio. Sì, penso anche se dai libertà c'è fiducia in quella persona. Assolutamente. Dico, poi da lì magari piano piano si entra nella nostra idea lavorativa, ma la libertà sembra usare. Altra domanda veloce per conoscerti: ti ricordi la tua prima foto che ti ha fatto dire ok, oggi ho fatto centro? Non proprio, però posso il periodo che era intorno al 2011. Mi trovavo in giro per Cefalù e ho scattato una foto ad una coppia di stranieri e questa foto è andata sulla pubblicità di Ryanair. Ho detto guarda, se questa cosa che sono bravo, dico, può funzionare. Però aspetta, questa coppia di stranieri perché? Come? Non lo so. Dove le trovo? Cioè trovi una coppia di stranieri, raga vi faccio una foto? No, erano lì per i fatti loro, con un amico gli faceva delle fotografie, quindi io ho rubato quel momento con la panoramica di Cefalù dietro. Inconsapevoli. Ma anche io ero inconsapevole di questo momento. Ma loro non sapevano di No, assolutamente. E si sono trovati su Ryanair. La fortuna che erano quasi di spalle, quindi non si vedevano neanche volte, e quindi ho avuto questa richiesta. Non hai violato? No, assolutamente, ho avuto questa richiesta e quindi perché no? Bellissimo, dico, quando ti sei visto su Ryanair, dico. Sì, pubblicità online di Ryanair, non lo posso mai dimenticare. Cosa hai pensato? Dico, aspetta. Che culo. mi sa che lo faccio di lavoro. Okay. No, non proprio, però sì, è stata sicuramente una grossa spinta. Invece un'altra domanda, sempre per conoscerti, è se c'è stato un fotografo che ti ha fatto dire mi sa che questo voglio fare. Cioè lavorando, guardando, osservando, ti è capitato di vederne uno e dire sai che la vita di questo mi piacerebbe farla anch'io e forse più o anche meno meglio. No, perché ti spiego, non sapevo come funzionasse tutto per i cazzi tuoi tu. Sì, esattamente. Ti spiego il perché comunque sono una persona a cui piace tanto scoprire, cioè più che altro mi piace sbattere la testa su una cosa, quindi se sbaglio per i fatti miei, non perché sono stato consigliato o altro, quindi non sapevo cosa c'era dietro un matrimonio, ma neanche quello mi interessava perché facevo tutt'altro lavoro. Poi la vita è cambiata e piano piano, step by step, ci sono stati dei cambiamenti. Ok, bellissima questa cosa però. Altra foto, quindi altra domanda, quindi se hai imparato a fotografare totalmente da solo o comunque YouTube, i vari social ti hanno aiutato a costruire un po' il tuo stile, quello che oggi è Salvatore Cimino. Allora andiamo con un buon 70% che ho fatto tutto da solo, perché come dicevo prima, se non sbatto la testa su un qualcosa non riesco a capirla, mi piace proprio provarla sulla mia pelle. Di sicuro i social hanno contribuito a questo, YouTube ha contribuito pure, ma soprattutto è la voglia di far da solo per scoprire cose nuove. Quindi guardo, non sono un amante di lettura, quindi guardo, immagazzino e provo a farlo a modo mio. Questo diciamo che è stato il mio... Lo rielabori. Esattamente. Poi alla fine viviamo di influenza tutti, no? Io ricordo quando eravamo giovani, suonavamo con la band, facciamo un brano nostro, lo facciamo sentire a un amico e dice come ti sembra? Ah sì, sembra quello di Metallica. Sì, fondamentalmente c'è qualcosa. Sì, chiaro, siamo influenzati. Bravo, esattamente, qualcosa sotto. Ma io sono un po' influenzato anche dai ricordi che ho di quando ero un po' più piccolino. Mio papà è un pittore, quindi ricordo un po' le sue immagini e ancora oggi cerco di riprodurle con una coppia al centro. Cioè cerco di fare. Quindi fondamentalmente sei un figlio d'arte.
Sì, non diciamo la stessa di sì, identica, però la esattamente. pittura alla fine, l'espressione fotografica, se ci pensiamo ai tecnicismi, le regole È dei sempre la terzi e stessa roba, cosa, sempre la stessa cosa, è sì, quella. sì, Forse esatto. il pittore è un po' più libero. Molto più libero, Che sì. può permettersi di ricostruirsi quello che vuole. Esatto. Però dico, quindi è un figlio d'arte. Dico, potremmo farlo anche nella fotografia, però c'è un po' più qualche regola, diciamo, rispetto alla pittura. Chiaro. Troppo seri siamo forse? Mi sa Dobbiamo- che è arrivato il momento dobbiamo di... cambiare ora? Mi sa che è arrivato il momento di iniziare a cazzeggiare un po', perché altrimenti qua la gente gli Vai, sembrava vai. troppo seri. Sono pronto. Voglio presentarti la nostra mitica Fuckbox. Non so se sai, conosci l'inglese? Più o meno. Sai che significa No, fuck? più che altro voglio che me lo spieghi per bene. Perché... Fuck, per l'esattezza, significa frequent ask questions. Perfetto. Quindi domande frequenti. Infatti la mia mente già andava altrove, però ok. Però no, cioè, è quello che significa. La faccio vedere. Cos'è esattamente la nostra Fuckbox? È un box pieno di domande. Quindi quelle serie te le faccio io, così non perdo la reputazione. Ok. Dici, cazzo di domande gli fa Andrea. Quelle stupide, o comunque non per forza stupide, perché c'è un po' di tutto all'interno. Tra dai. il divertente, tra il simpatico, tra l'illegale. C'è Ecco, un già po' di l'illegale è tutto. pericoloso. L'illegale sarà quello più divertente. Quindi non ho la responsabilità, perché sarai tu a scegliere una delle domande. E ti diamo pure, visto che in alcune domande siamo stati un po' cattivi, ti abbiamo riservato di poterne rifiutare 2 Oh, allora, su almeno questo, 5. dai. Su Quindi ne 5. sceglierai 5 durante la puntata. Tosta, 2 le puoi scartare. Quindi io direi di iniziare subito. Vado. Posso? Vadi. Mi sto preoccupando, guarda. No. La selezione è fina, hai preso la prima che trovavi. Però potrebbe sembrare falsa sta scelta. Allora, guarda, rimettiamo dopo. No, dai un giro. Ok. Occhio che rompiamo la scatola. No, la scatola è fatta per bene. Possiamo dirlo. Posso? La scatola l'ha fatta il nostro partner, che è Recordia, a cui Esatto. siamo super affezionati. Quindi Molto. gli abbiamo chiesto 2 giorni fa se era possibile fare una scatola. In realtà no, gli abbiamo detto facci una scatola per favore. Senza possibilità, e va bene. Dai, apriamo la prima domanda. Vado. La leggi? Devo leggere io o leggi No, tu la leggi e se me la passi significa che l'hai accettata. Mi tremano le mani, guarda. No, non così cattivi. Ah, Non così vabbè, dai. cattivi. Posso? Cosa faresti senza il telefono per una settimana? Questa domanda penso che in pochi ci pensano, Questa è una domanda tosta. Allora, intanto è difficile starci, perché comunque avendo una famiglia sai che comunque il telefono è una parte importante. riposo. Vai. Dicevamo, avendo una famiglia il telefono è una parte importante, però potremmo posare tutti quanti il telefono e andarcene in viaggio. Te la giro L'hai così in fatta maniera troppo un po' più semplice. seriosa. Ora analizziamo un po' meglio. Come saresti arrivato qua? senza telefono. Ah. Come si faceva all'antica. Mi scusi, ma per andare in quella via, Quindi ogni tanto ci saresti penso a queste partito cose. 2 ore prima, no? O avrei dormito anche qui il Come giorno prima. mi avresti avvisato del tuo arrivo? Bella domanda. Vabbè, c'erano i telefoni, no? Facevi il numerino, vedi che sto partendo adesso, fra qualche ora E dovevi arrivo da te. beccarmi a casa. Certo. Perché? Vabbè, No, ci saremmo... al mio potevi Dico, chiamare. tanto alla fine Perché? dico, è un anno che stiamo organizzando questa storia qua, quindi Sì, figurati, quindi c'era tutto il tempo possibile però, immaginabile. se ci pensi, se ci tolgono il telefono una settimana, parliamo del tuo stato emotivo, perché non è un giorno. Allora, è magari una un giorno, settimana. 2 giorni, esatto, magari lì il problema non sussiste. Una settimana sarebbe un po' più devastante, ma soprattutto perché essendo un fotografo, Come fai un preventivo? Oltre a un preventivo, come ti cerca la gente? Come facevano prima? Immagazziniamo ricordi, quindi se succede qualcosa io ho bisogno di scattare. Dico, ok, dici porta la macchina fotografica dietro, ma non è così immediata come il telefono. Purtroppo oggi il telefono è diventata una droga. Come ti troverebbe un cliente? Infatti mi chiedo come facevano i fotografi Come una facevano volta prima? a fare, io veramente Quindi tanto di cappello a vi invito tutti loro. riflettere. Guarda, in questi giorni ho beccato un mio amico che mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo, perché mi ha detto sto facendo una sorta di terapia in cui la domenica è il giorno senza il telefono.
tutta la mia famiglia l'ho avvisata, sanno che la domenica devono cercarmi dai. in vecchio modo, però è un po' un modo per disintossicarmi perché Ma lavoro stai troppo col scherzando? telefono. Assolutamente. E mi ha detto oggi, il primo giorno, la prima domenica ti manca, la seconda domenica inizi a cercarlo, dalla terza in Poi ti poi abitui. riesci a capire i benefici che hai, il fatto di stare in campagna, rilassarti, Si non ritorna avere, un po' alla non vita avere di una la volta. Cioè io pure oggi l'ho tolto, ma c'ho lo smartwatch che penso sia la cosa più bella e più devastante di tutti, perché è un guardare la notifica di giorno d'oggi, qualsiasi sì, cosa esatto. in uno smartphone che ti Però arriva nel una nostro notifica. lavoro è importante anche la celerità nel rispondere a qualsiasi È proprio cosa, per che sia un questo. WhatsApp o una mail o un messaggino. Tornare indietro nel tempo senza lo smartphone mi sa che per Quindi noi sarebbe per fortuna molto che sono complicato. domande, per fortuna. Quindi È peccato la prima, è la più peccato quella semplice. bella, però dai, Esatto. quella semplice. Andiamo avanti. Vai. Anzi, per la Fuckbox, chi ci sta ascoltando e vuole scrivere nei commenti qualche domanda carina da fare ai nostri ospiti, riprodurremo, tutte le domande che scrivete nei commenti. Naturalmente le inseriremo nella box, quindi qualsiasi follia vi viene in mente, promessa, come si promette, promessa, la buttiamo dentro la mystery box con la firma di chi ha lasciato il commento, così si prende la responsabilità della cattiveria e vabbè, non dite dai. che siamo noi, va bene? Quindi scrivete nei commenti qualsiasi cosa. Andiamo avanti perché abbiamo conosciuto Salvatore, però vogliamo sapere la svolta di Salvatore Cimino. Quindi sei nato, ci hai raccontato la tua nascita, come ti sei costruito, però quando ti sei reso conto che stavi funzionando realmente? E ti faccio una domanda che ci vuole già pronta. Quindi, se c'è stato un servizio che appunto pensi ti abbia cambiato la vita? Allora, proprio un servizio in sé no, ma la varietà dei servizi fatti in un determinato periodo senza dubbio sì. E ti ricordi l'anno? Certo, 2014. 2014, quindi quello è il tuo anno della svolta. Sì, e facevo il bagnino, ecco perché l'anno Facevi della il svolta. Sì, bagnino. esattamente. Ok. Quindi tutto è nato e partito nel 2014. Ovviamente già qualche anno prima facevo qualche piccolo evento, ovvero qualche 18esimo, qualche battesimo, quindi diciamo eventi anche di grossa responsabilità, perché sai benissimo che battesimo lo puoi fare una volta sola e non lo puoi fare più. Quindi mi trovavo tra il 2014 e il 2015 facendo il bagnino, mi sono ritrovato anche a fare il fotografo, e nella stagione del 2014 non so come, perché mi sono trovato con circa già 14 matrimoni da gestire e in più una spiaggia da gestire. Certo, la mia fortuna è che avevo un titolare che comunque ha capito la mia situazione, sì. Mi ha Capito dato che non una era mano. quello il tuo posto, mi sa. Bravo, anche se penso che quello lì era anche l'ultimo anno che facevo il bagnino, perché Eri già pieno. sì. Stanco. Avevo vissuto delle brutte disavventure a mare con persone, quindi ho detto guarda, lasciamo perdere, cambiamo lavoro. Faccio qualcosa di più sereno. Esattamente. Quindi nel 2014 mi sono ritrovato a gestire un po' questi due lavori e grazie al mio ex titolare sono riuscito nel novembre 2014 ad aprire il mio primo studio. Sempre a Cefalù. Sempre a Cefalù, esattamente. Ok, sì. Quanti metri quadri? Devo dire? Sono ossessionato ai metri quadri, non so perché. 30 metri quadri. 30 metri quadri. Ma mi bastavano, Ok. mi bastavano assolutamente. Io ho aperto in 16. Oh, mi hai battuto. Sì, cagavi, avevi il lavandino tipo qua. È una stanza tipo che... Cioè, era una stanza d'accoglienza, un muro che divideva un computer. E oggi ti ritrovi con quanto? Forse non li sai neanche contare oggi, quindi... Sì. Oggi 400 è quelli che stiamo vivendo e sai cosa abbiamo preso giù. Esattamente. Non lo diciamo dopo. Altra domanda, quindi secondo te cosa colpisce di più oggi i tuoi clienti? Allora, questa è una domanda molto bella e molto particolare. Perché so che comunque lavori tantissimo con coppie estere. Esatto, e siccome sono anche domande che io pongo ai miei clienti, la risposta ad oggi è sempre la stessa: i tuoi colori.
i tuoi colori. Esattamente, quindi secondo me, ok, oltre magari alla mia fotografia che può piacere, un qualcosa che colpisce della mia fotografia è il modo in cui io non elaboro, La pasta. applico questi colori che sono comunque paradossalmente molto normali, naturali, ma hanno sempre quel tocco di vintage, tra virgolette, che ricordano le fotografie che mi faceva mio papà. Quindi tutto si ritorna. Torna sempre all'origine. Esattamente. Usi dei filtri? Allora ho crei dei creato, preset, ora questo è il 10° Dai, anno di attività, io in 10 anni sono riuscito a tirare fuori questo colore, che ok. passando da colori veramente che se io riprendo delle fotografie di un paio di anni Tutti fa, ci vergogniamo delle foto vecchie. non mi vergogno, però dico ma ero cieco a fare queste cose, com'è? Però andava e funzionava, quindi tutto quello che è passato nella mia piccola carriera ha funzionato fino ad oggi a portarmi qui e utilizzare questa color. Non è un filtro, ma sono semplicemente dei colori che ho ricreato in 10 anni, grazie anche all'attrezzatura che ho utilizzato, che mi ha dato questa opportunità di ricreare questo effetto ricordo mio personale, che mi ricorda le fotografie che mi faceva mio papà quando ero un po' più giovane. Bellissimo. Ritorno Comunque, sempre alla stessa cosa. a questo punto, bravo, tuo padre è stata una persona super influente nella tua carriera. Involontariamente sì. Involontariamente, di riflesso. Esatto, di riflesso, esattamente. Sì, sì. Poi alla fine siamo animali, cerchiamo sempre di emulare, no? Di trovare la figura. I cani, molti cani apprendono in questo modo. Esatto, per, sì. come si dice? Per guardo, vedo, emulazione forse. Sì, ma Sì, è nasciamo quello che hai già con fatto, è questo quello che hai istinto, fatto. quindi è questo. Esatto. Magari se tuo padre non avesse fatto il fotografo, il pittore, oggi tu eri. Non ho idea, Cioè, chi che lo ne so, sa. Perché sì. butta fuori. Non so. Cioè, No, guarda, faccia un al bel massimo butta dentro, butta dentro. per il venditore che Quello sono. è il ristorante, esatto. Altra domanda. Se la fotografia non fosse entrata nella tua vita, cosa pensi saresti diventato oggi? Ti abbiamo preparato una domanda, esatto, a cui devi rispondere seriamente. Seriamente non saprei, perché ad oggi non riesco a vedermi in Vanno tutt'altro. tutti in crisi i fotografi con questa domanda. Però c'è sempre un però, sicuramente avrei continuato in maniera diversa la carriera militare, senza dubbio, perché è una cosa che mi piace. Ok. Quindi sicuramente. Quindi l'hai lasciata, cioè, non sei uno di quelli dell'80% dei casi che ha fatto il militare perché No, cazzo l'ho doveva dovuta farlo, lasciare per. Tu l'hai fatto con passione. Sì, esattamente, sì. Ti è piaciuto? Sì, però l'ho dovuta lasciare. E cosa facevi al militare? Io? Eh. Allora, come ruolo principale ero il conduttore del mio colonnello, quindi Conduttore che significa? guidavo i mezzi, Ah. quindi qualsiasi mezzo chiamavano me per spostarlo e portarlo. Ma qualsiasi mezzo che significa? Dimmi il più buffo o più assurdo. Più assurdo per me è stato il cingolato, perché mi hanno buttato Cioè là che il dentro. cingolato parli di un carro armato? Esattamente, sì. Mi hanno buttato là dentro, che là dentro si parla, tu hai aperto in 6 metri quadri, là era 1 metro quadro, e tu hai una piccola sedia, hai questo joystick con Ma delle bellissimo. pedivelle. Ho detto, guarda, si ritorna un po' ai giochi del. Guarda, io tutte le volte che ho un'impresa a casa che ha un escavatore, È la il stessa, giro me è lo la far- stessa identica cosa, Dai, esattamente, sì. bellissimo. Un sogno sarebbe avere un carro armato per me. Cioè, non so che cazzo Lo spazio faccio oggi ce l'hai per farlo, quindi lo possiamo mettere qua fuori senza nessun problema, sì. Però dico, sai, tornare a casa. Quindi, ricapitolando, secondo me, poi dico, non sappiamo cosa ci aspetta la vita. Sì, dobbiamo mettere un alert serietà. Esatto. Quando vediamo che la serietà è... Bravo, mi piace, sì. Stiamo Ma una domandina. perché torno sempre io a essere serio? Quindi mi stai facendo preoccupare. Questo prendi al volo. Troppa E allora? serietà, troppa serietà. Forse ho avuto un passato troppo serioso. La carriera militare mi Ma il militare ti ha fatto diventare squadrato. Ma io Speriamo in una domanda fondamentalmente non ci sono, perché nei miei matrimoni non sono così. Cioè, anzi, la gente mi sceglie perché Perché sei simpatico. non buffone, simpatico, esattamente, nel momento giusto. Prima leggi. Ecco, io sto parlando di buffoni. Prima Se non lei- lavorassi in un circo, che ruolo avresti? Questa è bella. Guarda, penso di. Pensaci, Posso puoi cambiare- pensarci. Posso puoi cambiare pensarci. domanda? No, Io- non saprei. Io non so se sai la mia vecchia carriera qual era. Allora, poco fa abbiamo visto delle fotografie. Sì, però io ho avuto a che fare con degli animali perché ero un allevatore di serpenti. Infatti molti mi conoscono come quello dei serpenti perché avevo tipo 60 serpenti a casa. Mi hai Quindi- buttato fuori strada con questa domanda, quindi. Cioè, Se io fossi io. stato al circo, Aspetta, la ero- voglio anche leggere se con sono contrario agli animali al circo. Esatto, lì pure io, però.
Rileggila. Che poi è se lavorassi, non se... Cioè, no, Cioè, se- allora, al togli circo, la guarda, fotografia, tu sei semplicemente, uno del circo. semplicemente, dell'Orfei. allora, mi troveresti Cioè, pensali tutti i a lavori. volteggiare in aria, a fare quelle capriole. Trapezista, Esatto, tipo. perché tra l'altro il volare è una cosa che mi piace tanto, quindi secondo me potrebbe essere un ottimo... Questa è una cosa che a me fa impazzire, pensare di allenarti a fare sta roba, no? No, invece è bellissimo. Fenomeni È proprio. bellissimo, sì. Assolutamente. Quindi al circo... Però non ti nego che è un bel nasino rosso Il pagliaccio ti davanti. piacerebbe? Sì, però sai cos'è la parte del Però non pagliaccio? ti ci vedo come pagliaccio, No, non so perché. ho come si dice, una autonomia molto limitata su queste cose, sì. Ma no- Sono divertente ma per poco tempo. ma lo vedo già con i miei figli, ci gioco, parto a 1000, 5 minuti, poi mi Dai, stanco. Ma no, facciamo serio. ho bisogno di cambiare, ho bisogno sempre di stimoli nuovi, questo è. Ok, quindi diciamo il pagliaccio non so se ti... Sì, per o 5 un minuti sì, pagliaccio no, per 5 serio. minuti va bene. No, per 5 Oh, minuti. ti ho Poi... trovato il ruolo, il pagliaccio che arrivi là 5 minuti e poi ti trovano sul trapezio che fai... Esattamente. il serio. Guarda, ti io togli il naso, anzi, fai il serio, ti metti io stimo quelle persone che lo fanno per lavoro, perché ne vedo tante anche nei nostri matrimoni di persone che si occupano di bambini. Io vorrei essere ed avere la loro pazienza, ma per me è impossibile. È molto Certe impossibile. cose mi sa che devono essere installate già nel nostro Sì, DNA. esattamente, sì. Non c'è modo di farsele piacere alcune cose, immagino. No, a meno che non è un lavoro che tu vuoi intraprendere, che o ti piace o ti piace. Esatto. Ma noi per fortuna siamo un po' più liberi sotto questo punto di vista. Sì, mi sa che una delle fortune del fotografo, dico che in tutti i mestieri ci sono pro e contro, nel nostro Noi abbiamo possiamo la nostra citare libertà. tanti contro e tanti pro, però la libertà sicuramente è una delle cose più belle. Assolutamente. Domanda seria. È curiosa perché tutti ci chiediamo, e la domanda di ora è dentro la borsa fotografica, quindi cosa deve esserci nella borsa fotografica di Salvatore Cimino quando va a fare un servizio. So che i servizi cambiano, però in linea di massima cosa non può mancare nella tua borsa? Allora, intanto le macchine fotografiche, quelle non possono mancare. E quali? Le schede. Diciamolo, siamo in un podcast, non possiamo fare Possiamo? pubblicità. possiamo Allora, fare quello che io vogliamo. da anni, come abbiamo detto anche prima, scatto solo e soltanto con Canon. Da un paio di anni ho Canon R6 Mark II, associo a queste due attrezzature vari obiettivi, dal 24 mm all'85 mm. 24-85 sono due lenti che utilizzo raramente, quindi durante il giorno del matrimonio io ho solo e soltanto 35 e 50 mm. Sono le due attrezzature che mi accompagnano durante il giorno del matrimonio. Ok, quindi lente fissa. Solo lente fisse. Solo Però non hai quest'inverno ho provato. Ho comprato, posso dirlo? Dillo. Da Fotocurato a Caltanissetta. Io Ne approfittiamo, piccola Esattamente. parentesi, perché Fotocurato è il nostro partner. compro solo e soltanto da lui. Anche noi. Esatto. Potete visitare il sito che ve lo metto qua, fotocuratolo.it. Una persona straordinaria, super competenti, attrezzatura. Non esiste una cosa che non hanno. È una persona speciale che è Patrizio, che È ti una persona accompagna in che tutto. ti accompagna, ti guida e per fare una piccola parentesi molto importante, la differenza che c'è tra acquistare un prodotto online da un'azienda sconosciuta e un fornitore in carne ed ossa che ti può guidare, ti può aiutare, non ti nego e non mi vergogno a dire che economicamente Patrizio ci ha aiutato diverse volte proprio sì. perché sa che siamo Ma per persone qualsiasi che abbiamo- cosa. assolutamente, quindi magari ci viene all'incontro se abbiamo un problema rapido, il fornitore, permettetemi, puoi chiamare a mezzanotte a Patrizio per dire: Patri, Confermo. sono nella merda più totale, aprimi il negozio e se lo fai online puoi acquistare a mezzanotte ma ti arriva Ti dopo arriverà 3 giorni. esatto. Quindi consiglio che do a tutti: non state attenti a 10, 15 euro, 20 euro, 50 euro in più quando andate da un fornitore, perché le aziende in carne ed ossa Ad sono oggi- una risorsa, Sì, esattamente. e quei 20 euro in più che magari ti chiedono perché hanno dei costi più importanti rispetto a un negozio online, se li meritano perché è un lavoro Assolutamente. totalmente diverso. Confermo. Quindi riepilogando, 2 body, 2 Esattamente. obiettivi, ci fai tutto il servizio. Assolutamente sì. Ok. Anzi, molte volte, dipende ovviamente dai matrimoni, Avrai le camere molto pulite. purtroppo sì. No, per fortuna.
Perché? No, perché apri e chiudi. No, sì, assolutamente sì. C'è sempre polvere. Ci sono no? matrimoni dove mi metto dei punti di riferimento e dico oggi devo scattare solo di 50 mm e io durante l'anno, dipende dai matrimoni che vado a raccontare, ho queste mie fisime, si può dire fisime, sì, esattamente, che so che comunque sono in un matrimonio particolare e posso lavorare solo con una lente, riesco a raccontare anche dei matrimoni solo di 50 mm. Molti diranno ma è sbagliato, ma come fai? Sbagliato nella fotografia è una parola. La fotografia è libertà, che... quindi se mi va di Sì. raccontare in un modo quel matrimonio lo racconto. A me dispiace quando sento sempre fotografi che dicono ai miei clienti non piace questo, ma non è così, non dobbiamo fare ciò che piace ai nostri clienti, perché Esatto. c'è una varietà così vasta di clienti differenti che tu puoi creare il tuo stile e far sì che a chi piace il tuo stile viene attratto. Ma è giusto che sia così, è giusto che sia così, assolutamente. Esatto. Quindi se quello è uno stile che ti identifica, io conosco fotografi che scattano per l'80% di foto con un grandangolo. Ma è uno stile. Sì. Grandangolo non significa che non ti trovi anche il primo piano all'interno. No, lo riesci a fare assolutamente. Ha una differenza rispetto a un 85 mm sicuramente, ma se è fatto bene, perché è molto difficile, perché devi andare a contestualizzare la fotografia, sì. Devi stare attento agli angoli che non anzi ti dirò, chi scatta con un 24 secondo me ha la mente che ci viaggia ancora di più rispetto a quella nostra, che già abbiamo la possibilità di avere due lenti, quindi sì, assolutamente. Hai detto però soltanto camere e obiettivi, c'è qualcos'altro che tiene all'interno? Schede sicure? Sì, vabbè, ovvio, sì, schede, sì, no, sei uno fissato, devi quasi avere sempre 1000 schede o sei uno che va al limite? No, che le mie 4 schede di riserva ce le ho comunque, sempre. Sì, non 8 perché devi essere proprio sfortunato, e ho anche un terzo corpo macchina che dice non si può mai sapere nella vita, ce l'ho sempre dietro. Che dormi comunque... sereno. Sì, esattamente, sì. E invece, altra domanda è se hai anche un portafortuna, per esempio. Assolutamente sì, e questo portafortuna ce l'ho anche qua. Dai, se no che portafortuna è? Dai, faccio finta che non lo so che ce l'hai a fianco. Però è troppo bella la storia, devi raccontarcela. Questo è un piccolo riccio. Allora, devo raccontarti pure la storia, assolutamente. E tra l'altro, per avere 10 anni anche ingombrante pure, sì, e poi è mantenuto ancora bene, perché comunque lo vado spostando da zaino a zaino. Allora, questo qui risale al 2010 più o meno, sì, esattamente. Me l'ha regalato mia figlia, la mia prima figlia Carla. Quindi affezione pazzesca. Esattamente, io poi ci tengo a queste cose. Ovviamente. Praticamente mi trovo in Sardegna per lavoro, ancora prima di fare il bagnino, lavoravo in Sardegna in un resort a 5 stelle sulla Costa Smeralda. E che cosa facevo? Lo chauffeur. Guidavo le macchinine. Pensavo vendessi cocco di no. Guidavo le macchinine e quindi accompagnavo clienti a destra e a sinistra. Mi è entrata una proposta di battesimo, il mio primo battesimo della mia vita, dove il cliente mi disse ma tu fai battesimi? Io, c'era voglia. Scherzi. È che al momento mi trovo fuori per lavoro. No, tu non ti preoccupare, dimmi quando... È che sto facendo un battesimo in Sardegna. No, questo no. Dimmi quando sei disponibile che ti organizzo l'aereo e tutto. Io scioccato ho detto ma com'è possibile una cosa del genere? E tanto è successo. Anche questa fu parte integrante del mio cambiamento. Quindi comunque, ritornando a noi, stavo facendo la valigetta per partire con l'aereo e mi sento chiamare papà. Dimmi amore, che succede? E aveva questo pupazzetto alle mani. Portati questo, così quando stai 3 giorni fuori senza di me mi pensi. Io ho bloccato. Mi incominciava a la cosa più preziosa che hai. Sì, perché comunque lei questo qua se lo teneva per uscire, per passeggiare, me l'ha data a me. Quanti anni aveva? La bambina aveva 3 annetti, qualcosa del genere, quindi... la massima esplosione di dolcezza. Esatto, io lì in quel momento ho capito che cosa sono le forti emozioni, perché sono rimasto paralizzato e quindi un calore che... Quindi confermi che un figlio cambia la vita. E 2 anche di più. Due la distruggo. Assolutamente. E quindi questo è un portafortuna che mi porto sempre dietro anche nei matrimoni. Ma lo tieni nello zaino? Sì, esattamente, sì. Bellissimo. Poi potrebbe essere anche un antistress. No, per fortuna. Per fortuna non ti se uno poi si rovina. Va bene. Che fa? Prendiamo un altro. Questo te la pesco io, che dici? Va benissimo, vai. Mi fido di te. Questo
Questa penso sia la più disgraziata esatto di oggi, vero? Sicuro, vediamo. Allora, ma queste palline dove le hai comprate? Scusami. Guarda, in realtà stavo mettendo 100 euro nelle macchinette. Infatti, perché sono identiche. Poi ho avuto l'opportunità, il mio amico mi ha detto no, io ce le ho, non spendere 100 euro per avere... Ma proprio sono anti-bambino, cioè, pensa che non la riesco ad aprire neanche io. Allora, vediamo. Bella lunga questa risulta. Puoi rifiutarne 2, però vedo che sono tutte morbide. Ma sono troppo seriose. Troppo morbide, immagina di essere invisibile per 24 ore, dove andresti? Cioè, no, la cambio, cerchiamo qualcosa di un po' più disgraziato, un po' come sei tu, dai. Questa la passiamo. Un po' più divertente, vediamo cosa troviamo. Dico, ci sono le domande divertenti all'interno? Ci sono. Vediamo un pochettino. Vai. Ecco, se avessi scelto una carriera criminale, quale sarebbe il tuo mestiere? A questo devi rispondere. Immaginate che il mestiere di fotografo non allora, io se la devo pensare così su due piedi, ricordo a quando giocavo un po' con Final Fantasy, tutti questi giochi che mi hanno un pochettino deviato la mente all'epoca. Mi piaceva sempre. Quindi hai avuto un momento criminale, cioè dove aspirante criminale. Penso di averlo anche adesso. dico, okay. Quella parte ce l'abbiamo sempre. È nascosta, però ce l'abbiamo. Non si può esprimere, però. No, assolutamente. Mi piaceva sempre quella persona che stava da palo a controllare le situazioni drammatiche di quello che stava succedendo, tipo chi è dentro la banca. Esatto, io controllavo ed ero in attesa che magari uscisse lui per poi salire in macchina e scappare. Ecco, comunque ci sono delle cose ricorrenti. La guida, hai capito? Siamo sempre lì, esatto. Il mio sport, io corro con i go-kart, quindi continuo questa passione da anni. Quindi... Tra l'altro possiamo dirlo, mi ha rotto le palle perché non voleva venire oggi a fare le riprese, perché domani ha gli esami della patente nautica. Speriamo che dopo che hai bene. la patente A, la patente B, quella del carro armato, cioè ti immagini senza patente nautica, cioè, c'è gente che c'è morta di dispiacere. Sì, ma mi sa che è quello che succederà domani a me, infatti ti chiamerò domani mattina a fine esame. Quindi pubblicheremo una stories con promosso bocciato, si sa domani direttamente? Sì, domani speriamo bene. Se mettiamo pollice in su. Esatto, sì. Va bene. Ma che situazione strana. Comunque quindi... si ricollega tutto allo stesso. Quindi il tuo ruolo sarebbe stato il palo, però autista, tipo del trasporto. Un palo armato. Un palo armato, certo. Perché la cosa bella anche dei videogiochi qua deve essere legata alla gamba. No, non borghese, tu proprio modello criminale fiero. Esattamente, okay. Poi dico, basta mi metti un occhialino nero, pelato lo sono, allora, vestito di nero già allora ci siamo. La domanda è cappuccio o anzi, calza che ti fa la faccia? No, passamontagna, no, cappuccio, cioè la calza. Fascia o buchi? Degli occhi? Fascia. Quindi fascia, ora immaginiamoci, però ce l'hai un faccia criminale. E ho anche delle fotografie con questo passamontagna così. Tutto imbragato tipo pieno d'armi, con la mitragliatrice tipo che ti esce da qua. Bello. Poi sali in macchina, levi la mitraglia a 300, bellissimo. Ci sono anche quei video che guidano mentre hanno la mitraglia. Sì, un po' molto di fantasia, però dico sì, sarebbe una grande figata. Bello, va bene. Altra domanda seria, dai, ricomponiamoci. Ci proviamo. Ti abbiamo conosciuto ormai, abbiamo detto tanto della tua storia. Penso che sia arrivato il momento di dare un consiglio a chi ancora non ha intrapreso la carriera di fotografo e dargli uno stimolo. Quindi, appunto, cosa consiglieresti? Devo essere sincero? Devi essere assolutamente sincero, ci mancherebbe. Evitate di fare fotografi, ragazzi, proprio perché siete figli delle strade. Ecco che esce la merda ora, esattamente, vai. Siete figli delle strade, cioè l'estate per voi non esisterà, perché è impossibile che tu ti possa godere il mare, anche se quest'anno le cose per noi sono un pochettino cambiate. Vero. Diciamo che i matrimoni sono anche un po' più diluiti sotto questo punto di vista e si sono spostati più, almeno io parlo. Però con una febbre a 39,5 è un matrimonio. Mi è capitato e sono partito lo stesso, perché purtroppo sono testa dura, io non mollo. Sì, tra l'altro sì, dico, potevo anche mandare il collega, però quindi io la rimodulo perché lui è stato aggressivo. Valuta queste cose prima di fare il fotografo, perché non è solo esatto, stava arrivando anche felici e pagamenti semplici. Esatto, no? stava arrivando anche la parte positiva, che comunque fai un lavoro tuo, sei libero, nessuno ti può dire nulla, perché la fotografia, come abbiamo detto fino a poco fa, è libertà. Ma soprattutto pensateci seriamente, perché
siamo venduti, si può dire un pochettino? Un po' sì, si può Siamo dire. un po' venduti, però tutto il tornaconto ti fa star bene, sia mentalmente, anche tralasciando la parte economica che comunque purtroppo serve per Sì, campare. sì. Abbiamo detto che siamo liberi e siamo venduti, quindi È un po' è un così, mix, sì. non abbiamo sbagliato, No. è così è. Però la parte bella che chi vuole intraprendere questa strada è comunque sei sempre a contatto con persone e non sei mai da solo, godi di momenti di festa, felicità, cioè noi andiamo a raccontare momenti di felicità di una coppia e di tutte le persone che stanno attorno alla coppia. Questo hai detto una cosa importantissima. Io ho un amico veterinario che mi ha detto il mio grande sogno era fare il veterinario e mi sono ricreduto perché non è vero, o meglio, il sogno che avevo da bambino, quello di salvare gli animali e tutti felici, in realtà non è così, perché io vedo ogni giorno gente triste, gente che piange, devo abbattere dei cani e devo spiegarglielo. A volte sugli animali, guarda che c'è molta più attenzione di un essere Lo umano so, in sì, certi sì, casi. sì. Quindi mi ha detto la mia vita è influenzata da cose negative tutti i santi giorni. Noi per E fortuna non è no. facile tenere tornare a casa e gioire dopo che un secondo prima eri a piangere con 10 persone, c'era tipo stessa funerale. cosa mia moglie, lei Che fa l'infermiera, mi immaginati racconta di queste l'infermiera, storie così. cioè, Quindi, boh, infatti quindi gli dico per favore non me le tutto raccontare sommato- perché dico tutto sommato è un bel mestiere, dai. sì, quindi fatelo assolutamente. Però non fatelo, cioè nel Non senso, troppo, ma lo sennò fate poi bene, ma lo togliete fate anche bene. del- Siamo un po' non siamo coerenti, però Sì. ho pronte oppure 10 domande a raffica a proposito di mitragliatrice. Vai, Ho vai. delle domande a cui non devi pensare. Oggi tutto ha un filo logico, non so per quale Sì, motivo. sì, si sta connettendo tutto abbastanza bene. Ti faccio sta sfilza di domande. Vai. Non pensare, rispondi veloce, tanto sono domande molto semplici. Però se rispondi veloce, diamola. Mi preoccupi sempre. No, tutto sereno. Vai, Sei vai. pronto? Sì, Raffica, Vai. Parto, 3, 2, 1. Colori o bianco e nero? colore, Luce naturale o flash? luce naturale, Foto rubata o in posa? foto rubata, Cliente simpatico o location perfetta? una bella combo. Non puoi. Ripeti? Cliente simpatico o location perfetta? Cliente simpatico, dai. Ok. Lente fissa o zoom? Fissa. Ritratto o reportage? Reportage. Sole pieno o cielo nuvoloso? Cielo nuvoloso. Scattare in silenzio o con musica? Dipende dalle situazioni, ovviamente, quindi Ok. Meglio lo scatto perfetto o il momento perfetto? sempre il momento perfetto. Ok. Ho vinto? No. Ti posso Però- dare un punteggio. Vai. 136. Su? Su 137? Sul tavolo. Sul tavolo, va bene, Cioè, dai. così. Belle, mi sono piaciute queste domande particolari. Esatto. Andiamo Sempre al nostro amico. Vai. Vado io? Pesca tu. Vedi, pesca, se non ho la palla, se non ho... Non posso andare neanche a pescare. La patente nautica Hai una grossa responsabilità. Speriamo che domani ti fanno promosso, per favore. Dico, una raccomandazione non si può. Conosciamo qualcuno? Magari hai il nome. Che ridi? Lo leggi tu per favore? Non voglio... Hai rotto le palle perché volevi la domanda stronza e te la sei beccata. Ok. Quindi chiudiamo proprio cose in bellezza. E devi essere sincero, però. Sì. Devi raccontare la verità, tutta la verità. Sì, Ti assolutamente. è mai scappato di cagare durante un servizio fotografico? Durante un servizio fotografico no, ma prima di arrivare al servizio fotografico sì. Fortuna mia che mi trovavo neanche a 20 minuti da casa, e io parto sempre con quasi un'oretta di anticipo, ho avuto il tempo di tornare indietro, prendermi anche, come si chiamano, mi sono preso pure le pilloline, come si chiamano? Stop cacca, come si chiamano quelle Stop cacca. Imodium, esatto, perché ho detto non devo evitare che magari mi dovesse ritornare, io sono preso i due e fu la fine, perché io praticamente per una settimana non sono andato in bagno, però fa parte del gioco, però sono stato tranquillo. Questa la racconto pure io, anche se evito di fare nomi. Eravamo in un matrimonio, uno dei nostri operatori gli scappa da cagare mentre eravamo in chiesa, ovviamente. Il bagno della chiesa era peggio di quello dell'autogrill, tipo di Strano però, Autogrill. perché le chiese normalmente... Sì, lo so, però sto bagno non era molto... Insomma, chiama al padre e dice: oh, fammi una cortesia, siamo in un matrimonio, fammi a prendere un pacco di Imodium perché c'ho una giornata davanti. E il padre
va a comprare l'Imodium, arriva in chiesa, a fondo chiesa, piglia il pacco di Imodium e fa: ehi raga, vi ho preso le pillole. Sto sognando. E suo figlio che gli faccia da barzelletta. Ma io e noi in chiesa tipo mentre stavamo facendo proprio il rito tutto in chiesa, e lui dal fondo in chiesa tipo che svendolava sti Imodium. Anzi che non ha detto qualcos'altro. Esatto, no, c'era la messa, quindi però la bellezza del nostro lavoro è anche questo, ne potremmo raccontare a bizzeffe. Tu hai colleghi che magari gli scappa la cacca, io mi capita perennemente colleghi che svengono o il caldo, non hanno mangiato, si sentono male, e io dico a me non è mai capitato, per fortuna, però siamo giunti al termine perché abbiamo finito pure il tempo. Ti ringraziamo tantissimo per la tua presenza. Come sapete, con Salvatore stiamo creando anche altre collaborazioni, tireremo fuori delle cose molto importanti, quindi una delle cose più importanti è dovete seguire sia il podcast sia tutti i nostri canali di AppYourShoot su Instagram, seguiteci su Facebook, abbiamo un gruppo privato solo per fotografi, esatto. Quindi se sei un fotografo questo podcast non è solo per fotografi, e condividete, perché se ci date una mano a raggiungere più followers, il nostro lavoro sarà molto più semplice gestirlo, perché sapete che dietro un podcast così semplice c'è tanto lavoro, tanta organizzazione, tanti giorni passati dietro per organizzare il tutto. Per la serie, se proprio lo dobbiamo fare, dateci il piacere di farlo a un bel pubblico. Sì, è perché comunque parlare solo di tecnicismi fa male. No, ma infatti anche perché un po' più leggeri. Guarda, dico l'ultima e chiudiamo. I tecnicismi lasciano il tempo che trovano. Assolutamente. C'è tanto altro dietro la fotografia. È importante conoscere la storia di qualsiasi persona di successo. Esattamente. Sia un fotografo, che sia un venditore di carta igienica folle. Però la chiusura la facciamo. Altra cosa molto importante è che se sei un fotografo che vuole esprimersi una bella storia da raccontare, abbiamo intenzione di ospitare chiunque, quindi non bisogna avere fama o successo per essere ospite in quest'ospite, in questo podcast. Non abbiamo, quindi siamo persone normalissime. Siamo persone normalissime che lavoriamo, e quindi se hai il piacere ci scrivi su info@appyourShoot, metto qua appyourShoot.com, ci fai una piccola candidatura, scrivi 2 righe, ci organizziamo e potrai essere un ospite di questo podcast. Ma la chiusura in bellezza la facciamo sempre con la Fuck Box, perché ti prendi l'ultima domanda, che se non sbaglio vai. 4 le lei. Una l'abbiamo eliminata e c'è l'ultima. Va bene, pesca l'ultima, vai. Vediamo come possiamo chiudere in bellezza. Vediamo se scarta o la legge. Ma è già una domanda già fatta? Sì. Questo siamo già passati. Sì, questa l'abbiamo messa qua. Questa la dobbiamo distruggere in realtà. Questa è proprio straccia. Questa la distruggiamo. Mi stanno capitando, diciamo, domande abbastanza tranquille. Sì. Poi dico, se ne hai qualcuna tu da fare proprio che ti viene così in mente, proprio per distruggermi, dico, non c'è problema. Raccontaci uno shooting che ti è rimasto impresso, uno strano, uno divertente e uno che ti ha fatto dire: ma che sto facendo? Allora, questo mi sembra abbastanza interessante. Particolare, sì, uno shooting che mi è rimasto molto impresso. È successo tra l'altro qualche annetto fa. No, anzi un annetto fa. La racconto così brevemente. Mi sono ritrovato solo con la sposa a tagliare la torta. Che significa? Perché questo silenzio? Spiega meglio. Diciamo che è una coppia spettacolare, stupenda, dato tutto perfetto. Sicuramente gli amici, perché gli amici servono anche a questo, hanno fatto bere un po' troppo lo sposo. E praticamente mentre che la sposa ha deciso di fare il taglio torta da sola, che è stata veramente
una cosa particolare. Tipo lo sposo con l'ambulanza. Lo sposo era dietro con gli amici, dietro l'erbetta, tutti questi abbracciati come veri amici a vomitare. Esatto, si è sentito e male. c'è sempre l'amico che ti tiene la esattamente, fronte, no? ma non perché si è ubriacato, qualcosa gli avrà fatto sicuramente del male bevendo, o qualcosina in più o qualcosina in meno, non so. Comunque questa fu la parte un matrimonio che mi è rimasto molto impresso, perché tra l'altro è la faccia della sposa, descrivila. No, la moglie molto tranquilla, molto serena, proprio per questo mi è rimasto impresso e sono riuscito anche a raccontare la parte finale in maniera molto bella del taglio torta, sì, soltanto con lei, ma con un contesto comunque fuori artificio, ma lei non tagliava la torta, l'ho fatta mettere davanti, che c'erano musiche sottofondo e lei ballava da sola, ma fu comunque una bella situazione. Bello, io sì, amo le persone che sì. non si stressano sullo stesso no, diciamo perché fosse stata qualcun altro credo che gli avrebbe tirato la scarpa in testa allo sposo. L'ultima domanda è realtà o finzione? Sempre in realtà. Non mi piace la finzione, anche perché la si finge tantissimo nella foto, Però la fotografia è molto reale, quindi se tu fingi, tu come sposo, la fotografia te lo ritrae, cioè è impossibile negare attraverso una fotografia. Però le pose sono composizioni, quindi non dobbiamo demonizzarle, quindi ci sono preferenze, tra tutto il mondo artistico è veramente così. Stanno ritornando tanto in questi ultimi anni. Ci sono dei fotografi bravissimi. Che poi più che altro non posa, io la giro come foto editoriale, perché se tu parli di posa a un cliente, quello già si mette mano ai capelli, dice no, io la posa no, poi gliene fai 1000 e gli piace. No, ma quelle che gli fai gli piace. Esatto, gli creo la situazione che poi va a finire che io mi prendo il momento della posa, quindi cerco di raggirarli per non farli sentire esatto. Ti ringraziamo tantissimo per il tuo tempo. Ora ti rispediamo a studiare immediatamente. Ricordiamo che se sei un fotografo e vuoi sederti qui con noi a scambiare 4 chiacchiere e a parlare un po' di sano cazzeggio, ospitiamo chiunque. Seguiteci in tutti i canali e ci vediamo con il prossimo fotografo. A presto. Ciao.